Questo è il barco della regina Cornaro, ci troviamo ad Altivole in provincia di Treviso. Nel 1468 la veneziana Caterina Cornaro sposa il re di Cipro. Nel 74, morto il marito e il figlio, eredita il regno, finché nell'89 Venezia la costringe a cederglielo. In cambio può mantenere il titolo di regina di Cipro e riceve la signoria di Asolo, che comprendeva anche Altivole. Qui dal 91 realizza un complesso, comprendente anche il barco, all'epoca descritto come luogo degno di un re di Francia. In due disegni appare anche un grande palazzo, ma su una mappa del 1712 non compare, ammesso che sia mai esistito, dato che dal 1988 al 91 delle indagini fatte con il patrocinio della Fondazione Benetton non ne hanno trovato traccia, rilevando anzi che il barco era la parte abitativa principale. Il progetto del complesso, comprendente 3 spazi rettangolari delimitati da mura, sarebbe di Francesco Graziolo e Pietro Lugato. Il più grande dei 3 spazi sarebbe stato il parco di caccia, con corsi d'acqua e una grande torre colombaia. Il secondo, con torri e mura merlate, avrebbe formato una corte con il lato est occupato dal barco. Il terzo avrebbe ospitato il palazzo, ma più probabilmente era adibito ad orto. Il complesso, un incrocio tra castello e villa veneta, aveva più funzioni, luogo di svago, ma anche centro amministrativo e difensivo, avendo anche una piccola guarnigione. Nonostante i danni subiti nel 1509 a causa della guerra della Lega di Cambrai, sono questi gli anni di massimo splendore del complesso, diventando un centro umanistico frequentato dai massimi rappresentanti veneti della cultura rinascimentale, come Pietro Bembo che compone qui i suoi Asolani, e Ruzzante che ci recita la prima e la seconda orazione al Cardinal Cornaro. Non più abitato dai Cornaro, il complesso cade in rovina e già a partire dal Settecento ne rimane solo il barco, con parte dei suoi affreschi restaurati poi parzialmente nel 1926, tra il 62 e il 63 e tra il 97 e il 2000. Però da quel momento, rimanendo abbandonato, è tornato in cattive condizioni. Oggi è a rischio e si spera in un suo recupero.